Io penso che ormai il nostro signor Ministro stia sputando le ultime cartucce che ha nella sua fodera. L'unica cartuccia che gli rimane è quella dei Rom Sinti italiani. Per Davis Maior, delegato per Treviso dell'Associazione Nazionale Rom, non sarebbe altro che questo, l'azione intrapresa dal Ministro dell'Interno che con una circolare ai prefetti chiede che entro 2 settimane venga inviata da ciascuna provincia una relazione sulla presenza di insediamenti Rom, Sinti e camminanti, così da avere un quadro chiaro sui campi abusivi per predisporre un piano di sgomberi. Ma per i Rom è l'ennesimo accanimento. Noi siamo illegali già quando nasciamo. Viviamo nelle roulotte, abbiamo le tende, abbiamo le capanne. Noi siamo per loro, siamo già illegali. Anche se noi ci comporteremo bene, loro dicono, beh, ma finché siete su questa realtà qua, voi siete sempre di birichini. Mio nonno era quello che portava la felicità nei paesi, perché portava le giostre, le portava a Treviso, le portava a Conegliano, le portava a Udine. Lui portava la felicità. Oggigiorno, per la propaganda fatta di certi partiti, per non ritornare sempre alle stesse cose, ecco, solo vogliamo questo, la gente ti guarda con degli occhietti come dire, ecco, sono arrivati, ma speriamo che non ci rubano in casa, speriamo che non ci rubano di qua. Cioè, non si deve fare quelle cose lì. Nel 2017, dice Maior, c'era già stato un censimento che andava però nella direzione dell'inclusione sociale delle persone tolte dagli accampamenti. Ora dice non è più così. Non è peggio vederli per le strade che vivono in mezzo ai topi, vivono in mezzo alle sporcizie. Cioè, invece di includerli, li volete vedere per le strade. Era meglio regolarizzare con delle leggi extra questi campi, metterli a norma, seguire i ragazzi, dargli possibilità lavorativa, metterli nelle istituzioni comunali, portarli per un percorso di vita e gestire la vita insieme a loro, secondo me.